Storytime, Evoluzione Radio. E ciao a tutti ragazzi e benvenuti ascoltatori di Storytime, sono Giulio Iacovite e qui oggi a Napoli abbiamo un nuovo ospite con una nuova storia. Abbiamo Salvatore Architravo. Ciao Salvatore, è un piacere averti qui con noi a Storytime. Ciao a voi, ciao a tutti gli ascoltatori. Allora, lavori nell'ambito della regia. Sì. Ok. Allora, conosciamoti un pochino, chi sei e di cosa ti occupi? Allora, sono un piccolo operatore dello spettacolo e mi occupo ormai dal 2011 di regia, sia in Italia, a Napoli che all'estero, però principalmente a Napoli ultimamente. L'autodefinirmi è difficile, quindi di solito è attraverso i lavori che pubblico che mi descrivo. Chi riesce a leggere determinati particolari ben venga, chi no pazienza. Senti, tu so che hai iniziato in questo ambito nel lontano 2012, Sì. quando hai pubblicato un video su YouTube. Sì, Che video era? Cosa hai pubblicato? Allora, era un documentario sull'Unità d'Italia, perché in realtà era nel 2011, poi è stato notato nel 2012 dalla Società Dante Alighieri in Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, e fu proiettato nella 12ª Mostra Internazionale del Libro, quindi c'era lo stand dedicato all'Italia. E proprio in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia fu scelto anche questo mio lavoro, pubblicato così su internet, quindi per mia sorpresa ho ricevuto questa richiesta per la pubblicazione, che poi l'anno successivo è stato pubblicato anche all'Università Cattolica di Buenos Aires con sottotitoli in spagnolo. Perfetto, e invece so che dal 2016 realizzi altri documentari. Di cosa parlano? Allora, poi nel frattempo mi sono dedicato alla realizzazione di documentari che trattano alcuni dei protagonisti della canzone napoletana classica tra il 1900 e il 1965. Quindi ho avuto modo di curare alcune rubriche sia su emittenti televisivi e radiofoniche campane. Poi grazie a internet si ha la possibilità di arrivare un po' ovunque, perché questo è un giocattolo bello anche se pericoloso. E quindi man mano ho avuto modo di realizzare documentari su alcuni artisti che hanno fatto parte di questo periodo d'oro della canzone, quindi Mario Abbate, Giulietta Sacco, Mirna Doris, Mario Trevi, una rubrica dedicata a tutti questi ad alcuni dei protagonisti di queste 4 generazioni di cantanti, agli autori. Questo è l'ambito attuale del mio lavoro. E allora Salvatore, mi vuoi dire pure se c'è un lavoro, un progetto, un qualcosa che ti è rimasto nel corso degli anni di cui sei veramente soddisfatto? Non ce n'è uno in particolare, perché ogni lavoro ha un ricordo, ha una parte sempre da una voglia di raccontare, quindi anche perché non ho un carattere facile quando creo queste mie piccole produzioni, quindi se non c'è quella scintilla che mi crea l'attenzione non mi dedico proprio a quel lavoro. Non lo cominci proprio? No, dici? no, perché se non c'è quella voglia, è difficile creare un qualcosa senza un'idea, senza un progetto, perché io mentre si parla di un progetto io già me lo immagino montato e tutto quanto. Vai oltre. Sì, se non c'è questa particolarità è difficile. Perfetto, e senti, so che hai collaborato alla stesura di alcuni libri, ma il tuo nome compare solo nei ringraziamenti. Ci spieghi il perché preferisci rimanere sempre dietro i riflettori, dietro le scene? Sì, allora, innanzitutto, se posso, vorrei ringraziare chi mi ha coinvolto nei libri. Io sono coautore di un libro con Mario Trevi che si chiama Indifferentemente, ho curato la stesura e l'archivio per
l'ultimo libro di Oscar Di Maio che è stato pubblicato quest'anno, in vari libri sulla canzone napoletana di Sciotti, però io preferisco stare dietro le quinte, è più facile da gestire. Io già qua non mi trovo a mio agio. Però ci sei venuto di tua spontanea volontà. Sì. Ne eri consapevole. Bisogna sempre sfidare se stessi. Perfetto. E senti, hai dei progetti futuri? Qualcosa che vuoi spoilerare? Sì, ci sono dei progetti futuri, qualche collaborazione, non amo spoilerare tutto, però ci sono alcuni anniversari di personaggi importanti a Napoli, legati soprattutto al teatro, si incominceranno le riprese penso tra un mese o direttamente agli inizi dell'anno prossimo, e sarà un bel progetto. E senti, per rimanere aggiornato sui tuoi lavori, sui tuoi progetti, dove lo possono fare? Tramite i tuoi contatti, tipo Instagram? Pubblichi qualcosina? Io pubblico tutto perché non ho allora, quando creo non lo faccio con lo scopo di lucro, cioè, quindi per me l'arte, almeno la mia, le mie creazioni sono libere, sono visibili su internet, perché io uso internet più come promemoria che come promozione, proprio per ricordare questa cosa l'ho fatta 10 anni fa, quindi è tutto disponibile sui miei canali tra YouTube, Instagram, Facebook, è tutto lì, Accessibile. tutto accessibile. E allora li ricordiamo: Facebook Salvatore Architravo, la mail savioarchi@gmail.com, Instagram Savio Archi e il canale YouTube Salvatore Architravo. Esattamente. Su YouTube, per esempio, cosa pubblichi? Ma là ci sono rubriche, anche gli stessi documentari che ho citato. Ogni tanto mi occupo di qualche rubrica personale che la registro alle 2 di notte proprio per non avere noie. Alle 2 di notte dovresti dormire, però. Una parola. Il problema è che delle volte, siccome mi capita di registrare anche una ventina di puntate in un'unica volta, purtroppo può capitare che mi sfugge qualche particolare, quindi poi devo fare anche una puntata per recuperare gli errori, però se mai si fa un qualcosa, mai non anzi, io credo sempre, perché poi in questo il settore c'è molta critica, però me ne importa proprio. Però se non l'ho fatto bene, fatelo meglio. Quindi Perfetto. questa è perché l'importante per me è il messaggio che uno vuole dare. Io non mi voglio legare a quel messaggio, voglio tutto quello che creo è per parlare di un qualcosa. Quindi non è detto che deve essere per forza la forma più completa. Anzi, io mi auguro sempre di dare uno spunto per poter creare un qualcosa in quell'ambito. Fatelo meglio di me, non ci stanno assolutamente problemi. L'importante è farlo. Copiate un pochino e poi portatelo avanti. Non se volete. copiare, leggete, perché è già importante. Perfetto. E allora, Salvatore, noi siamo arrivati alla fine di questa intervista. Io ti ringrazio per essere venuto qui e grazie per averci fatto compagnia a Storytime. Grazie a te, grazie a voi tutti. Alla prossima. Storytime. Evoluzione Radio.